Il mare non aumenta di una goccia e tu vorresti far aumentare il tuo denaro? Blasfemo! Blasfemo! Che ne pensi, Socrate? L'attore è bravo, ma il suo Socrate non esiste. È vero. Dimenticavo che ti pretendi maestro di virtù. Ti sbagli. Esercito semplicemente lo stesso mestiere di mia madre, che era ostetrica. Però non sono dei bambini che faccio nascere, ma la verità. E questo grazie ad un'arte che io e qualche dio conosciamo. Lo vedete? Ci porta dei nuovi dei. No, credo semplicemente ad una mia voce interiore, come voi credete ai presagi degli uccelli. Gli ateniesi sono i figli della terra. Se il destino li ha colpiti, è perché proprio i chiacchieroni come te li hanno sviati dalle loro tradizioni. E per questo... Lasciatelo! Quelli che vogliono vedere il sole si bruciano gli occhi se lo guardano in faccia. Devono studiarlo guardandolo riflesso nell'acqua. L'anima diventa cieca se si vuol scoprire la verità dai dettagli. Deve rifugiarsi nel mondo della ragione. Se non puoi neanche nutrire uno schiavo, Socrate, come fai tu stesso a non morire di fame? Ho imparato a farmi bastare il minimo. Vedi, è perché mi accontento di poco che sono sempre vicino agli dèi. Sei fortunato, Socrate. Io ho bisogno di tutto in continuazione. Non c'è che la ricchezza che conta, Socrate. Senza questa non si vale niente anche agli occhi degli dèi. Ti sbagli. A un uomo ricco e disonesto, gli dèi preferiscono un uomo povero e virtuoso. Se basta essere poveri per possedere la virtù, non c'è dubbio che tu ne sei un modello. Ma se tu non ti fai pagare dai tuoi allievi, non è forse per attirarli a te più sicuramente? Forse è pagato dagli Spartani. Quelli che loro non gradiscono li mandano qui da noi. Lasciatelo. Hanno trattato anche Omero da pazzo. Sono fedele alla nostra patria come chiunque altro tra noi. E tuttavia è stato Alcibiade, il tuo allievo preferito, che ci ha causato la disfatta. Alcibiade, il mutilatore delle Erme, al quale tu hai insegnato il disprezzo delle tradizioni. No, gli ho semplicemente fatto capire che doveva saper riconoscere quel che la vita in continuazione ci porta di nuovo. E così vuoi parlare del suo tradimento e della nostra disfatta? E Crizia? Non ha detto come te che gli dèi non sono che un'invenzione degli uomini politici? E Platone? L'altro dei tuoi allievi? L'ho sentito quel pivello proclamare proprio qui che finché i filosofi non saranno capi di Stato o i capi di Stato filosofi, le cose ad Atene andranno di male in peggio. Tanto peggio se gli ignoranti ridono di noi. Ma